Bene, grazie. Iniziamo. Innanzitutto grazie per essere qui, molto bello che così tante persone si riuniscano per un'assemblea, un incontro culturale così particolare e così interessante. Questo è il quinto incontro partecipativo della nostra rassegna culturale partecipativa, spazi di incontro, spazi di dialogo e luoghi di partecipazione, e oggi con l'architetto Palma parleremo della metamorfosi urbanistica del nostro quartiere. Io non mi dilungo ulteriormente e lascerei la parola all'architetto per l'esposizione dell'incontro. Grazie. Mi presento, sono Francesco Palma, ovviamente sono nato qui vicino, dove ho vissuto fino a 14-15 anni e poi sono ritornato mettendo a posto una casa che tra parentesi era una casa dello zio di mia madre, dei Gianeselli a Novara. Quindi le mie radici sono queste. Ho visto sorgere la chiesa, ero vicino a Don Edoardo quando hanno messo dentro sul cilindro d'ottone la pergamena con la scritta dell'anno di costruzione, eccetera. Prima ovviamente andavamo tutti nella chiesa di Borgobra, andavamo all'oratorio che si trovava al di là dell'Arno, ma comunque queste cose le vedremo un po' tutti. Avevo messo nella locandina dal 1813 ai giorni d'oggi, però siccome tempo permettendo riuscirò a finire un libro che sto scrivendo, ho voluto prendere un po' più in di là nel tempo e riferirmi ovviamente alla parte romana, perché ovviamente c'è una novità che molti di voi non sanno. Il nostro quartiere era attraversato da un'importante arteria, anzi da una via consolare. Non lo dico io, lo dice un certo De Bon, che tra le tante, e poi vedremo, soluzioni per questa famosa Claudia Augusta Chinate, ce n'è una che appunto passa, che lui ritiene passi da queste parti, e poi vedremo anche per dove, per andare poi nella Redia, vale a dire tra la Svizzera e l'Austria. Territori di barbari abbastanza arrabbiati. Siamo dopo la strage di Edimburgo del 9 d.C., voi lo sapete, e quindi Druso, l'imperatore Augusto e il figlio Druso, hanno deciso di andare a calmare le acque dopo quel massacro delle 3 migliori legioni romane, la 17esima, la 18esima e la 19esima, tradite da un eroe per la Germania, Arminio. Era un centurione romano, principe di una tribù barbara, che ha pensato bene di fare questo massacro e che coloro che hanno avuto la disavventura di appartenere a quelle 3 legioni hanno fatto veramente una brutta fine. Comunque, questa è una pianta che ho tratto, vedete, dal libro del Mas Giacoppi. L'architetto del Mas ha fatto tanto, ha scritto tanto e ha fatto tanto nella nostra provincia, nel nostro comune. È stato il mio maestro, insieme a lui, posso dire, ho sistemato Palazzo della Crepadonna tanti anni fa. Adesso l'hanno ricostruito, riammodernato, diciamo così, ma l'ho criticato, ma così sono i tempi, quindi la città ha una nuova biblioteca. Allora, questa è una ricostruzione a fine del 300, del numero tutto qua, all'interno delle mura, e di qua,
da questa parte, fuori, comunque fuori del nucleo del municipio romano, passava la strada, passavano le legioni non entravano nelle città, rimanevano sempre fuori, perché gran parte dei legionari non erano romani veri e propri, ma erano germanici dai vari popoli che costituivano la parte diciamo così sostanziale delle legioni. Erano persone, diciamo così, abituate a vivere in un certo modo, per cui meglio che stessero distanti dagli abitanti, diciamo così, dai bellici. Quindi questa strada passava all'esterno di questo nucleo. Già vedete che la popolazione del vecchio nucleo era ben poca, raggiungeremo mi sembra gli 800 abitanti attorno al 1000, qui saranno stati forse 300, e questo dato è molto importante perché lo citerò dopo. C'era una strada che praticamente scendeva fino a quello che all'inizio era un guado, ma poi hanno costruito ovviamente per necessità un ponte, che è il ponte di Borgopra. Da qui poi la strada da Borgopra risaliva fino alla chiesa. La chiesa si divideva in due rami, la prima andava verso Nogaret, la seconda andava, diciamo, un po' più all'interno, proseguiva un po' verso via Barozzi, e poi attraversava i vari torrenti che voi adesso vedete marcatamente incisivi nel territorio, ma 2000 anni fa non era così. Quindi erano facilmente valicabili, e qualcuno ha trovato tracce di questa strada romana. Questa era la situazione un po' della provincia. Belluno, ovviamente Petre, la strada che vi dicevo prima, menzionata Claudia Augusta Chinate, uno dei tracciati passava dal Pino, siamo vicino al Po. Alpino era un centro di circa 30-40 mila abitanti, molto diciamo così vissuto nel periodo invernale, perché le legioni non facevano guerra d'inverno, erano quasi scalzi, partivano poi per le battaglie eccetera nei mesi primaverili fino al tardo autunno. Dal Tino arrivava, tralasciamo tutta la parte, arrivava a Feltre, e a Feltre poi un ramo proseguiva verso il Brennero, un'altra parte secondo il Debon, che era il Debon. Debon era il figlio di un arrotino di Calazzo, uno studioso attento, non era nobile, non aveva la laurea, e per questo le sue considerazioni non sono state molto considerate. Però a me è sempre piaciuto perché si sporcava le mani, nel senso che dove c'era da scavare si metteva lì e portava alla luce quelle che erano le cose più importanti, che non erano solo le medaglie, le medagliette e altre cose, ma anche tracce della strada. C'è un'immagine in cui c'è una sezione della strada in località La Triva. La strada che ci interessa, quando veniva da Feltre, arrivava a Longano, da Longano arrivava a Triva, da Triva andava a Collisance, da Collisance arrivava dove c'è l'attuale cimitero, dall'attuale cimitero, detto prima, passava fuori le mura della città, passava il torrente Lardo e andava su finalmente verso Pustria, verso la Vecchia. Vai avanti, che dovresti trovare. Ecco, alcune diciamo così notizie su quello che c'era da vedere. Su Borgopra c'è parecchia cosa, perché nel nostro quartiere c'era solo Borgopra, Nogaret, ma già Cavazzano era fuori, diciamo così, del nostro territorio. Qui
nel 1300 e qualcosa, nel 1380, dovrebbe essere del torrente Ardo, c'è stato un intervento di risanamento di questo ponte di pietra. Vai avanti, ce ne dovrebbe essere un'altra. Ecco, qui abbiamo una notizia, siamo già arrivati al 1510. La città di Belluno si dona all'imperatore e dopo aver visto la distruzione di Feltre viene cinta d'assedio perché i cavalieri veneti, assieme a quelli trevisani e ai cadorini, praticamente cingono d'assedio la città. Non sono fortunati. Questa parte di, diciamo, tra virgolette, patrioti italiani hanno avuto dei disagi, sono stati 200 morti contro i 2 dei tedeschi perché la città era ben fortificata. Cosa dice? Che gli abitanti della città hanno visto distruggere Piazza Campitello, incendiare, quindi Piazza Campitello è stata praticamente rasa al suolo da chi? Dei cavalieri veneti e dei cavalieri cadorini trevisani, ma anche la stessa Borgo Pra è stata parzialmente rasa al suolo, sono state bruciate delle fucine. Voi sapete che grazie all'acqua che forniva l'energia si costruivano delle magnifiche spade, ma non c'erano solo le fucine, c'erano anche dei mulini che sono stati quasi tutti distrutti assieme alle case. Io ho messo a posto una vecchia casa di Borgo Pra che poi vedremo e nel rimuovere parte della muratura ho proprio trovato le pietre nere dell'incendio che ho messo da parte, le ho rimurate e se ne stanno. Un'altra nota che compare da queste parti è che i cavalieri, per curarsi le ferite, sapete se sono andati a Ungaretti. E quindi un'altra citazione, quindi vuol dire che nel 1510 il Ungaretti, come Borgo Pra, formava un nucleo abitato, probabilmente un nucleo agricolo, che dopo noi vedremo nella mappa sostanziale vera del 1813. Vai avanti. Ecco qua, scusa, Ponte dell'Arto, 1300, scusate, non leggo qua bene, ma anche voi. Ecco, viene denominato il Ponte di Paglia. E questo aggettivo spregevole sarà sempre considerato quando si parla del ponte di Borgo Pra, che poi vedremo. Non è che fosse un ponte di legno, era un ponte di pietra. Probabilmente qualcuno pensava che al di sopra del ponte, come si faceva per pagare il dazio, ci fosse una copertura, ma questo non è assolutamente vero. Il ponte era un ponte ad unica arcata a sesto ripassato che poi vedremo in uno delle tanti tentativi di ricostruzione. Vai avanti. Ecco, questa è il tracciato di questa strada romana, chiamiamola strada romana perché sennò poi creo un po' di polemica. Questa strada romana parte da più sotto da Archino e attraversa il ponte di Vidò, va nel Feltrino e dal Feltrino, lo abbiamo visto, va praticamente a Nave, dove lì vicino Cesio Maggiore, ahimè, trovano un miliare. Che cos'è un miliare? Un miliare è una colonna in pietra in cui è inciso il nome del console che ha ideato questa strada. Ovviamente la scritta è in latino, ve la traduco velocemente, parla del figlio di Druso. Druso a sua volta è il figlio del primo imperatore di Ottaviano Augusto, o meglio, il figlioccio di Ottaviano Augusto, in realtà dovrebbe essere stato suo, però la mamma, la moglie, la seconda moglie di Ottaviano l'aveva già in grembo e quindi è diventato il suo figlioccio. Questo figlio di Druso compare in questa scritta che casualmente è stata trovata nel 1750 inserita in una chiesa a Cesio Maggiore, mi sembra
adesso non vorrei dire, ma comunque Cesio Maggiore, e quando si ritrova un miliare è chiaro che lì vicino doveva passare una strada. Ce n'è stato trovato un altro di miliare verso il Brennero. Tutte e due portano praticamente la stessa cosa, Druso, Pontefice Massimo, eccetera, eccetera. Per cui uno dice, ma come? Uno passa da Talpò fino ovviamente alla Retia e l'altro, questo di Cestio, dice la stessa cosa. Com'è il discorso? Quindi sono due le strade, tutto è possibile, perché dopo il massacro che vi dicevo prima, cosa è successo? Che Druso, il fratello Tiberio, hanno dovuto in qualche modo sconfiggere e calmare queste popolazioni barbare e quindi hanno dovuto accerchiare questo nucleo di diverse tribù barbare, attaccandole, diciamo così, da sud e l'altro ovviamente da ovest. C'era la necessità di fare la strada, perché le legioni non è che potessero arrivare solo camminando, perché il seguito di una legione vi era la cosiddetta artiglieria, vi erano i carri che venivano montati, queste artiglierie che poi erano delle balus, delle catapulte e altri marchingegni abbastanza pesanti, no? Che ha fatto forte l'esercito romano è stata anche questa attrezzatura di cui loro potevano disporre, mentre i barbari, ahimè, non avevano questa fortuna. Andiamo avanti velocemente. Vado avanti. Ok, allora io direi proprio vedere la strada romana, primo. Sì. Vediamola velocemente. Sì. Questo è il miliare che vi dicevo prima, è conservato nella villa di proprietà che li conosco, e ho tentato di andare a analizzare il tipo di pietra con cui è stata realizzata. Questo farino qua pesa 1800 kg per capirci, quindi non è così facilmente trasportabile. I casi sono due: o è una pietra del Cansiglio, i romani usavano la pietra del Cansiglio, non conoscevano la pietra di Castellavazzo, quindi una pietra piuttosto bianca, oppure è una pietra che si trova qui vicino, casi sono là, ed è tendenzialmente con delle venature verdi. Mi bastava accedere per avere un riscontro, perché è giusto che lo dica, qualcuno ha detto è conservata troppo bene, non vorrei che fosse un falso, e chiudo subito la parentesi. Andiamo avanti. Parti dall'inizio perché ormai scusami. Il discorso che dicevo prima, avanti. Avanti ancora. Le regioni con Augusto? No, niente, giù. Le strade come? Ecco le strade. Avanti ancora. Vi verrò a trovare. Avanti. Ecco, dicevo prima che è la strada romana più discussa. Vedete i numeri, sono 8. Per la Claudio Augusta Altinati ci sono 8 diverse proposte. Qualcuna, vedete, dal Pino, va sempre il finale è sempre lo stesso, sì, è tracciato che cambia. Qualcuno ha ipotizzato anche il passaggio per il Fadalto. Io ho fatto le mie ricerche, ho analizzato tante piccole cose, è una delle poche soluzioni da scartare immediatamente, perché il Fadalto è sempre stato considerato un terreno instabile. C'è un detrito di Fada sul versante diciamo così, a sinistra e a destra del corso del lago, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire il detrito di Fada? Un ghiaione. Non a caso l'autostrada l'hanno fatta sui pilastri,
sulle pile, perché non si fidavano di appoggiarla in quel territorio. Quindi, e voi lo vedete adesso, immaginatevi 2000 anni fa cos'era, praticamente una pietraia molto instabile, per cui costruire una strada in cui doveva passare una legione, capirete, non era certamente una soluzione conveniente per le legioni stesse. Avanti. Avanti. Questa è la lista. Vabbè, questa è la strada ancora. Eccola. Questa è la sezione della strada romana che è stata rilevata dalle BOM in località Atriva, in comune di Setico. Guardate che è percorribile anche adesso. Da San Fermo passate Triva, non dico che arrivate a Longano, ma comunque è praticabile. La vedete che è una strada romana perché intanto è leggermente posta in rialzo rispetto al terreno vicino. Sotto i vostri piedi sentirete che c'è una pavimentazione. Ora, non è sicuramente il basolato che voi siete abituati a vedere magari a Pompei, pilastroni, no? Perché di strade romane c'erano diverse tipologie. I romani non erano stupidi, o meglio, i legionari che costruivano le strade non erano stupidi. Dove potevano risparmiavano, per cui se il terreno era buono, mettevano dei sassi alla rinfusa e via, mentre se il terreno era di campagna, argilloso, dovevano fare un cassonato che richiedeva molto più tempo. Comunque, guardate le dimensioni di questa strada, 4,10 metri, l'ha rilevata noi, qui doveva esserci il cordolo finale, è una strada importante. 4,10 metri vuol dire che era concesso il passaggio di 2 carri affiancati, ok? Questa è una caratteristica strada consolare e qui la realtà dei fatti testimonia che non era una stradina, un diverticolo, una cosa secondaria, era una strada importante. Allora, chi ha costruito questa strada? Domanda. Non certamente il municipio di Feltre assieme a quello di Belluno. Sarebbe come attualmente i 2 comuni, magari un po' più piccoli, facessero un'autostrada che collega con le loro risorse economiche Belluno con Feltre. Capirete che questo è una cosa assurda. Quindi, questo testimonia il fatto che è una strada importante, che sia la Claudia Augusta del Tirante, che sia il Ramo delle cose, resta comunque una strada consolare. Vai pure avanti veloce. Ancora avanti. Ecco, voi siete abituati a vedere questa, no? Giusto? Questo che vedete sono i segni di carri. I carri erano fatti con le ruote in legno, però avevano una bordatura in ferro. Potete immaginare che i carri passavano qua perché il basolato veniva rivestito da una polvere, da un piedischetto che brillava tutto quanto, perché un carro normalmente si attraversa un selciato fatto così, nell'arco di poco tempo si distrugge. Ecco, avanti. Vabbè, come veniva fatta? Perché le strade venivano fatte dai legionari? Perché da Caio Mario, zio di Giulio Cesare, l'esercito romano cambia completamente. Prima era l'agricoltore ma benestante che in caso di ovviamente evento bellico si vestiva perché lui aveva proprio l'armatura eccetera eccetera e andava in guerra. No, così non poteva andare avanti un esercito moderno. Gaio Mario, zio di Giulio Cesare, ha completamente cambiato la costituzione della legione, ha concesso a tutti, anche ai poveri, di fare il militare, 16 anni di servizio militare, dai 17 fino a quando potevano. Venivano pagati dallo Stato, o meglio in questo caso dalla Repubblica, perché c'era la Repubblica e non c'era l'impero, e quindi costituiva un vero esercito di professionisti. È chiaro che se non c'era la guerra, queste persone venivano impiegate a fare che cosa? A fare le strade, ed era la soluzione migliore. Pagato per pagato, ecco il motivo per cui tutte queste strade consolari avevano queste caratteristiche.
I romani poi si servivano anche degli schiavi perché non si era dato il discorso. Avanti. Questo è il miliare che dicevo prima e l'altro. Ok. Adesso vai sul numero 3, che è la planimetria, allegato 3, e vediamo, arriviamo al 1813. Scusate. Eccolo qua. La puoi zoomare quando vuoi, perché questo si trova all'archivio storico di Venezia, ovviamente. È la mappa del catasto napoleonico, fatto da chi? Dagli ufficiali di artiglieria di Napoleone. L'hanno fatta, ci sono anche le zoomare benissimo. Ci sono anche queste che sono le triangolazioni con cui hanno impostato dal punto di vista topografico queste mappe che sono eccezionalmente precise. Qui vedete ad esempio l'abitato di Nogaret. Zoom pure, se lo abbassi un po'. Vi accorgerete di una cosa. Riesci a portarlo giù qui? Non è semplice. Allora, ecco, guardate, non c'è la chiesa, giusto? Non c'è la chiesa di San Giovanni, o meglio, c'è la chiesa di San Giovanni, ma non è dove si trova attualmente. La chiesa di San Giovanni, deve tirare un po' più giù, eccola lì. E qui così. Praticamente era un capitello, poi hanno costruito un edificio un po' più grande, poi hanno coronato ancora e poi l'hanno demolito. Quindi la chiesa, la prima chiesa di Nogaret è questa che vedete. Se notate, vedete che c'è un collegamento stretto con il Piave, perché i carichi, ve li ho fatti vedere prima, erano poca cosa. Se c'era da trasportare del materiale pesante, si servivano delle zattere. Anche le legioni, tornando indietro, si servivano, costruivano le zattere, sfruttavano ovviamente la corrente per il viaggio di ritorno. Vedete anche la bontà della grafica di questi militari. Vai avanti, cioè zoom un po'. Il bordo è praticamente lo stesso, se vogliamo. Qui ci manca un'altra villa storica, questa che vedete lì è il parco vincolato, è la villa Doneguti, se qualcuno conosce un po' Nogaret, ma in sostanza le case di Nogaret erano costituite da un'edilizia, vedete, lineare, che dirò di più, c'erano le case di Pioi, già nel 1000, purtroppo qualcosa è rimasto, altre cose sono state demolite, il Piole è stato conclumato nel volume edilizio, cose di questo genere, è un peccato, ma comunque è così. Andiamo a vedere proprio qua, vedete che qua, ok, continua a zoomare, non c'è niente. Ecco, l'unico insediamento che vedete è questo, che c'è ancora adesso. C'era un contadino che abitava nei nostri tempi, abbastanza anche cattivello, che non ci permetteva di andare sui cosiddetti coi de carato. Si arrabbiava ed era un tipo un po' acerbo, ecco. E quel nucleo c'è ancora, è stato messo a posto e costituisce uno dei pochi, diciamo così, nuclei abitati che c'erano da Borgo Bra, Nogaret escluso, eccolo qua, io non mi ricordo più, Vanzelle. Non c'era nient'altro.
c'era ovviamente il ponte di Borgo Pra, non c'era la strada che compare, la strada postale Alemagna che compare nell'altra planimetria. Vai adesso nell'altra planimetria, catasto austriaco. Gli austriaci hanno preso il catasto napoleonico e l'hanno pari pari copiato. Va avanti, 2. Ecco, ce n'è un'altra di più bella perché sono più proprio. Ecco, guardate Nogaret. È interessante vedere che ci sono due chiese. La vecchia chiesa e la nuova chiesa. Questo è del 1845-1848. Quindi in pochi anni si va a costruire la chiesa. Questo edificio è la casa dei Gianeselli e lì vicino c'erano le case coloniche, sono ancora qui, eccole qua, che io ho ristrutturato perché dove ho portato la mia abitazione, quindi sono un po' legato anche a questa storia. Vedete anche qua a Nogaret poca cosa, c'è ancora la villa Toleguti, la chiesa il cui sedime l'ho intercettato, è praticamente un mappale del circoscritto che è una terra, praticamente una terra di nessuno, probabilmente è come si dice, un mappale pubblico, nel senso che sarà del comune, perché nessuno ha mai avanzato. Qui vicino, per capirci, c'è un asilo nido. Ok? È proprio un pezzettino che è incolto e qui c'è la vecchia chiesa di San Giovanni. Andiamo avanti, vediamo la planimetria più grande, anche qui tra Borgo Pra e Nogaret non c'era assolutamente niente. Il tutto. Francesco, perché si chiama Nogaret? Il toponimo che era qui? Questo non te lo so dire. Bisogna fare riferimenti globali, non mi sembra che possa essere. Perché avrà un'origine ovviamente. L'impostazione è quella della corte agricola. Le case allineate così, con l'orientamento giusto verso il meridione, vuol dire che la faccia principale aveva strutturato i fiori, quelli che conosciamo. Stiamo parlando dopo la scoperta dell'America, l'avvento della cultura del fagiolo e del mais, permettevano di siccare le panocce, per capirci, e i fagioli. Li mettevano a siccare. Guardate che erano delle case incredibili bioclimatiche, perché d'estate la profondità del piol non consentiva, gettava praticamente ombra sul muro. D'inverno, quando ovviamente il sole è più basso, consentiva al sole di scaldare i muri e di asciugare quel po' di qualcosa, dei panocchi, il mais, i fagioli che erano conservati. Perché dovevano fare questo? Perché purtroppo, messo a dissiccare la mutazione del clima anche in quel periodo, la pioggia improvvisa avrebbe creato ovviamente danni. Meglio coprire questo prezioso alimento, e quindi da qui nasce appunto questa tipologia edilizia, caratteristica di tutta la Val Belluna e non solo. La funzione del piolo era anche quella di distribuire e di consentire di accedere dall'esterno alle varie stanze senza impiegare volume interno per fare le scale. Un'edilizia semplice ma molto razionale. Andiamo avanti. Avanti, qui sono tutte un po' di. Vogliamo andare a Borgo Pra, così vedete anche una cosa interessantissima di Borgo Pra, che sfatta anche un mito, se vogliamo, ma lo vedremo anche dopo. Per fare parte. Avanti. Ora. Fermo qua, fermo. Zoom. Il ponte c'è sempre.
è sempre lo stesso ponte, che poi vedremo. Vedete che compare una casa che prima non c'era? Quello che adesso è l'edificio è stato ristrutturato dai maestri, fortunatamente l'ex Sala De Luca. L'ex Sala De Luca non poteva essere un'officina in cui lavoravano le spade come qualcuno ha detto, perché lo vedete anche voi, nasce tra il 1800, viene costruito tra il 1813 e il 1840. Infatti, sul rilievo che poi vi faccio vedere del ponte, è la scorzeria Cratter. Cos'è la scorzeria? Toglievano le cortecce per trattare la lana. No? Infatti la roggia passava esattamente, lo vedete, all'interno del fabbricato per con l'acqua poter lavare le cortecce. La roggia prima si fermava là, vedete, questo è il Follo, la zona più produttiva di Belluno, le fucine, i mulini, chiaro, sfruttavano l'energia del torrente Ado che veniva incanalato appena a monte, e quindi grazie alla corrente, a questa energia, si poteva dar luogo ai mulini e tante altre cose. Il collegamento Borgo-Pra non era agibile, non era così semplice, dovevano fare tutto il giro che fanno anche adesso, ma fortunatamente dopo l'arco hanno costruito quel sentiero che potrebbero anche renderlo un po' più praticabile per unire le due città, ma se no si doveva andare su verso, passare davanti, dietro la scuola. Vi ricordate, c'è un capitello che c'è ancora, e poi ridiscendere per arrivare a Borgo-Pra, perché c'era la roggia in mezzo che impediva il passaggio tra una parte del borgo e l'altra. Per il resto il borgo rimane sempre lo stesso. Abbiamo la presenza di due nuovi edifici qua che prima non c'erano, e poi addirittura ce n'era un terzo, eccolo qua, era un vecchio mulino di cui io ho trovato traccia facendo la fognatura proprio lì nella mia proprietà. Per il resto vedete non c'è niente di particolare, però attento, se tu mi zoomi un attimo da un'altra parte, eccola qua, c'è la strada, la nuova strada d'Alemagna, strada postale d'Alemagna. Questa ovviamente ha cambiato completamente la viabilità cittadina, che prima passava di qua, il collegamento con il Cadore arrivava qua, quindi Borgo-Pra si trovava in una posizione, se vogliamo, anche privilegiata, aveva un certo traffico, quindi traffico vuol dire la possibilità di avere dei commerci e cose di questo genere. L'avvento della strada, della nuova strada d'Alemagna, ha portato tutto il traffico fuori, e quindi ahimè Borgo-Pra è entrato in crisi. È chiaro che è la modernità, la razionalità del traffico, portare fuori, ovviamente consentire un traffico più migliore di quello che consentiva questo ponte, poi lo vedremo, no, perché era molto stretto, e quindi è un cambiamento epocale, se vogliamo, per Belluno. Ok, adesso poi può andare sulla cartella relativa alla... Sì, andiamo avanti velocemente. No, vai ancora. Ah sì, vediamo un po'. Gli anni 20, 80, qualche fotografia. Vabbè. Qui vedete cosa c'era. Assolutamente nulla. Borgo-Pra, le due case che vi dico prima, sorte davanti a questa, che poi vedrete senza questi due elementi qua. Io vi dico che questa fotografia è dopo il 1906 e prima del 1960. Perché? Perché al posto del vecchio ponte ne hanno costruito un altro, grosso modo il gemello del ponte della Vittoria.
quindi un arco, dei pilastri, no? La careggiata era un po' più larga, e poi questo ponte è stato demolito nel 1960, quindi è strano che un ponte abbia solo 55-60 anni di vita. Sì, è un'opera d'arte. Allora mi sono impuntato e sono andato a fare una bella ricerca del perché. Questa era un'opera di calcestruzzo, con una tecnica francese. Solo calcestruzzo, ok? Ma il calcestruzzo, ahimè, qualcuno forse lo sa, resiste bene a compressione ma non a trazione. E sono andato a vedere, di ferro qui non ce n'era. Quindi l'arco, i pilastri, Ponte della Vittoria, lavoravano tutte a compressione, però ahimè c'è un altro fattore, che il calcestruzzo doveva essere fatto bene e il materiale è sottoposto anche a tensioni di tipo termico, per cui si decompone. Infatti qui nel 1960 hanno deciso, l'hanno demolito e ne hanno costruito un altro, quello che vedete attualmente. Ecco, vedete, la piana non c'è assolutamente niente. Il borgo ha qualche casa in più, ma nella realtà dei fatti tra Borgo Pra e Nogaret non c'è assolutamente niente. Cominciano però i primi insediamenti. E allora vediamo qual è stato il primo insediamento. Qua vedete, siamo già negli anni 60, perché c'è 56, c'è il campo di calcio. E dove era prima il campo di calcio? Domanda? Al parco. Gli spogliatoi per tanti anni sono stati gli spogliatoi del nostro circo tennis, gli spogliatoi del campo di serie C. Qua vedete, siamo avanti con gli anni, direi anni 60. C'è già una certa caotica urbanizzazione. Vai avanti. Il campo antistante il piazzale, che adesso è stato diciamo così, rigenerato. C'era solo una tribuna. Ecco qua. Questa è una foto che colpisce noi in particolare, perché qui vediamo la qualità architettonica, un'espressione architettonica ingegneristica di un manufatto produttivo del tutto particolare. Questa storia noi adesso non l'abbiamo più. Guardate la modernità di questo fabbricato. È classico nazionalismo italiano. L'hanno copiato anche all'estero, in America, in cui questi edifici sono stati vincolati. Da qualche altra parte d'Italia sono stati vincolati. Io ho sempre detto, teniamo solo questa pensilina, magari davanti ci mettiamo del vetro e avremmo fatto un bellissimo recupero senza diciamo così, distruggere qualcosa che poteva rimanere. Comunque qui vedete, l'edificazione è tutta qua. Case con tipologie varie, prima ovviamente dell'intervento dei dei condomini, ecco, senza un disegno urbanistico, se non nella parte di Cavazzano. Ma poi lo vedremo. Avanti ancora. Questo è uno dei primi modernissimi hotel della provincia, molto bello, ce n'erano due, questo e l'albergo Astrove, se qualcuno se lo ricorda. Questo era caratteristico, io me lo ricordo ancora sia l'interno che ovviamente l'esterno, era un gran bel albergo. Purtroppo è stato perso per ovvie ragioni diciamo commerciali. Il figure
Volevo prima dietro la mia fotografia assieme a qualcuno che è qua, quando giocavo anch'io nel periodo del 2001, ma l'ho lasciato perdere. Sono ricordi abbastanza tristi. Adesso io andrei a quartiere Carrone. Sì. Io vi dicevo prima che lo sviluppo insediativo dell'Italiana è avvenuto anche grazie all'intervento dell'Istituto Autonomo, non so ora come si chiamasse, delle case popolari. È stato un insediamento organizzato che ha dato, diciamo così, alloggio a delle persone con una certa disponibilità, perché gli affitti non è che fossero proprio da case popolari. Io mi sono letto tutta la relazione e l'affitto costava, perché qui stiamo parlando alcuni, e li vedete in giallo e poi quelli in verde, nel 1940. Questi alloggi erano dotati di servizio igienico, di doccia, di cantina e anche di orto, che poi è stato cancellato per fare le case, per fare l'agro sviluppo qui così. I primi insediamenti erano questi che vedete, la tipologia poi lo vedete è molto razionale e questa tipologia è stata usata dall'istituto in tante altre realtà, a Pedavena l'ho vista e da altre parti, e meriterebbe un po' più di attenzione, se vogliamo. Ho visto tanti anni fa un quartiere a Vienna, il Karl Marx Hof, ho girato uno stornello, non c'era il navigatore per trovarlo, perché capitava giusto sulla pagina centrale e vabbè, finalmente l'ho trovato come lo sono visto. È un insediamento popolare come questo, un po' più grande. L'edificio principale è venuto all'incirca un miglio, era dotato, pensate, sto parlando invece del 1925-35, questo villaggio era dotato anche autonomo, perché aveva dei servizi, aveva le scuole, i negozi, gli asili nido, eccetera, eccetera. Adesso l'hanno vincolato e i turisti, un po' come me, un po' specializzati, vanno lì e vogliono entrare a vedere come era organizzata la vita in questi insediamenti, tra virgolette, popolari. Qui è stato uno dei primi interventi dell'edilizia popolare nella città di Belluno. Sono tanti alloggi costruiti in fasi successive con diverse tipologie che adesso vediamo. Io vi farò vedere queste, poi vedrete anche queste, poi quelle più moderne che sono state costruite togliendo gli orti. Perché gli orti? Avevano pensato di fare gli orti? Perché così c'era una, come si può dire, una certa autonomia economica diciamo così, nel mantenere un concetto di agricoltura, di sostentamento, di quello che volevamo, però una cosa molto utile. Vai avanti. Ancora, una visione generale dove è stata fatta, avanti. Vedete? Qui c'erano le caserme, qui c'era la strada, qui c'è Borgopra e qui non c'era niente. Le prigioni, sì, me le ricordo bene perché io abitavo in una di queste, ero amico del direttore. Ogni tanto andavo dentro, scaricavo la rete, anzi passavo sotto e andavo dentro e mangiavo le pastiglie assieme ai carcerati a quel tempo, l'area di pulizia, cose di questo genere. Vai avanti. Questa è una delle tante case costruite nella seconda ondata. Sono tenute anche bene perché i proprietari originali o quasi se ne sono riscattate. Andiamo avanti. Questa è forse l'ultima, penultima. Avanti. Ecco, questa qui se riesce a filmare è la piazzetta principale, c'è anche la Madonnina, forse non si vede, o è l'altra, eccola.
Qui c'è qualcuno che ha vissuto assieme a me questo felice periodo. E qui d'estate facevamo un incontro di calcio, non 10 contro 10, ma circa 20 contro 20, dopo aver fatto colazione, e si rideva tutti assieme. La mamma non era la mamma solo di un ragazzo, era la mamma di tutti, perché questo era il rapporto. Chi non aveva, che ne so, qualcosa da mangiare, l'uva, il panino, se lo passava, si andava sul piave a fare il bagno, e i grandi stavano attenti ai piccoli, si giocava in maniera, diciamo così, molto socievole. È chiaro che c'erano quelli un po' più grandi che davano legge, però era tutto un altro spirito che è rimasto ancora adesso nei nostri ricordi. Infatti domenica c'è il pranzo ancora, e la prima volta che hanno fatto questo pranzo, pensate, è venuta gente dal Canada, dalla Germania, dalla Svizzera, si sono trovati assieme dopo tanti anni. Perché? Perché questa forma anche edilizia, questa organizzazione edilizia, con questa piazza in cui ci si trovava tutti quanti d'estate, ha creato una socialità che adesso, posso dirvi, è impensabile. Purtroppo è impensabile. Piccole cose, si giocava con poco, ma si era con tutti i fratelli. Ed è questo uno spirito sociale che è andato perso al sinistra. Sì, a tante altre cose. Avanti. Ecco, queste sono le case costruite, diciamo, come ultima ondata, togliendo gli orti che c'erano, e poi hanno costruito queste case, le più moderne, diciamo. Più moderna? Sì, sì. No, perché vedevo i cartoni. No, l'ho fatta sì, recentemente. Sono ancora case ben tenute. Si vede che i residenti sono anche proprietari, e quindi è giusto che, non dico di imporre qualche vincolo, ma che si aiuti nel ripristinare. Mi hanno detto una cosa un po' triste, che hanno fatto tante multe. La fetta Sono andati là, hanno fatto una ventina di multe perché le macchine erano parcheggiate lungo la strada. Perché? Perché di solito i paesi civili si fanno i parcheggi e si fanno le strade, e quindi è chiaro che ci sono i parcheggi, uno mette la macchina sul marciapiede e non si riesce a buttare. Facciamo che ma è successo, si potrebbe mettere un po' di ordine anche a questo quartiere, per quello che ha dato, ripeto, per quello che ha dato e per quello che ancora può dare. Poi avanti veloce. Avevo trovato Casa tua? una vecchia 1500, perché era la macchina di mio papà. Mi sono commosso, e proprio che era proprio davanti casa dove abitavo. Ecco poi sì, la pizzerina, sono in città. Questa è tra le case più vecchie. Qualcuno di noi magari si ricorda chi abitava. Pagnolo, Crema, Pellegrini, c'è un po' di gente qua. Avanti. Che buono. Questa era un'altra tipologia, la terza ondata. Siamo già, vedete, a 3 piani con le cantine. Qui qualcuno ha fatto anche una camina di garage. Andiamo adesso alla parte triste, alla parte urbanistica. Qui ci sono vai alla cartella, allora,
Cominciamo dal 900, no, dai, il primo 905. Vediamo adesso la pianificazione, quella che doveva regolarizzare l'edificazione nel nostro quartiere e in tutta la città. 1942. L'Italia doveva essere fatto all'Expo dell'EU, ma ovviamente per ovvie ragioni belle è saltato, ma è stata fatta una delle migliori leggi urbanistiche a livello mondiale, che è la 1150. Purtroppo, come spesso capita nella nostra nazione, queste leggi ben fatte rimangono sulla carta. Perché? Perché facile dire ai comuni: dovete fare il piano urbanistico, dovete regolamentare l'edificazione, dovete fare le opere di urbanizzazione, dovete fare le strade, eccetera, eccetera. Però manca la cosa fondamentale, il finanziamento per poterlo fare. L'Olanda, che da questo punto di vista è all'avanguardia, quando ha fatto la legge urbanistica nel 1935, non solo ha fatto la legge, ma ha fatto anche il finanziamento dei comuni per poter realizzare, intanto per fare i piani urbanistici, ma per realizzare le opere di urbanizzazione. Invece l'Italia ci ha lasciato così. Quindi sto parlando del 1942. Il comune di Belluno, ecco, vedete, già nel 1905 è sorta, ma ancora prima, è sorta la necessità di fare qualcosa, perché la città si stava sviluppando e quindi hanno pensato bene di indicare dove fare le strade, indicare dove fare magari qualche edificio pubblico e cose di questo genere. L'intervento essenziale che è stato fatto, vedete, è questo fuori delle mura, prima ovviamente della villa Mura Sud e prima ancora della ferrovia. Dal punto di vista urbanistico, il centro storico di Belluno ha dei vincoli pazzeschi, quindi la possibilità di sviluppo è piuttosto limitata. Fiume, anzi paradossalmente, scarpata, vincoli di tipo fiume, collina, proprietà privata forte. E poi dopo la ferrovia. L'unico sviluppo poteva essere limitato a questa zona che vedete. Avevamo già fatto un concorso di idee subito dopo che urbanizzava non certamente questa parte, ma bensì la zona di Cavazzano. Se voi vedete adesso com'è Cavazzano, che c'è quella curva che poi va su, dritta, ecco, quella era un progetto di un concorso che era stato indetto, non mi ricordo, mi sembra nel 1935, vinto da Alpano Novella e Barcellona Corte, che aveva già organizzato l'edificazione nella piana di Cavazzano. Vai avanti. Andiamo al piano successivo. Sì. Questo è lo stato di fatto. Eccolo qua. Vedete questa forma strana che vedete, questa organizzazione insediativa come viabilità è stata ricavata da questa proposta progettuale del Parco Novella e Barcellona Conti, che hanno indirizzato e ordinato l'insediamento. Vedete che qui non c'è ancora niente. C'è un tratteggio di dove doveva arrivare, dove doveva essere fatto il campo sportivo, ma in realtà è stato fatto un po' più in là. E qui, vedete, per Pescatore non esiste assolutamente niente. C'è la strada postale di Alemagna e qui praticamente l'insediamento e lo sviluppo della città si limita, pianificazione urbanistica, solamente alla piana di Cavazzano. Vai più avanti. Questa è un'altra immagine, vedete, è un po' un dettaglio
come alcuni si rivedono di alcune case, vai. Oh. Non so cosa dire qui. Questo è il progetto urbanistico per Borgo Prado. Praticamente Borgo Prado veniva raso al suolo. La piazza veniva trasformata in una zona verde per fare che cosa? Per fare una strada che riducesse la pendenza per l'accesso alla strada statale. Quindi queste sono le nuove case popolari sotto tratteggiate il perimetro della vecchia e dell'attuale, fortunatamente, edilizia storica. Okay? Una pazzia che così, meno male che era il periodo del razionalismo, dei grandi sventramenti nelle città. Avanti. Qui vedete un po' tratteggiate le nuove direttrici viarie. 1941, è vero, avanti. Vediamo. Sì, adesso eccolo qua. Qui vediamo il primo insediamento delle case popolari di quartiere Cadore, che poi sarebbe via Gusti e via Pier Fortunato Calvi. Chissà perché lo chiamano quartiere Cadore, anzi bisogna distinguere, vi dico una cosa che poi sanno. Nella realtà questo quartiere a sua volta si divide in due: quartiere Cadore vero e proprio, che si limita grosso modo fino qua, qualcuno poi mi correggerà, questa parte qua che si chiama quartiere Marecchiano. Sapete perché? Perché le città che si sono insediati erano i marescialli, i cancellieri, un concetto diverso, possiamo sempre piccola battuta. Posso dire finito, possiamo andare perché 75 andiamo avanti. Vai avanti, salve il 55 perché già questo è quello corposo del 75. Vediamo cosa viene fuori qua. Qua cominciamo a vedere la zonizzazione di piano. Voi dite cosa sono quei grigi? Sì, sono dei rettili. I rettili e i tratteggi stanno indicando un tipo di edificazione che può essere meno o più alta, poi magari ci sono dei segni che indicano che qui non è edificabile, ma con la bandierina, che sono destinati a attività pubbliche, aree sportive, area verde, eccetera, eccetera. Il grosso è quello di questa viabilità, che poi è stata fatta in parte, è stata fatta fino qua, poi si ferma e va via. Vedete che c'è un tentativo di sdoppiare il nodo che c'è lì, facendo questa strada. La vedete? Praticamente qui non so come si faceva a superare, da qui a qui ci sono circa, penso, un 80 metri di dislivello, non so come si faceva a fare, probabilmente si iniziava la salita qua e poi si andava per cercare di togliere una viabilità in quel punto nodale che adesso voi vedete, perché il tutto poi confluisce sulla rotatoria di, come si chiama? Al fondo la via via Seconda Cusina. Quindi per cercare di alleggerire il traffico lì è stata pensata questa viabilità. Per il resto tutto rimane come prima. Vai? Forse c'è ancora qualcosa. Meno male che non è più stata riproposta quella viabilità che andava a praticamente radere al suolo l'intero Borgo Prado. Non è più prevista, vedete? Basta, qui non c'è più una pianificazione. Hanno messo un bel retino nero che sta a indicare zona omogenea a centro storico, e chi si è visto si è visto. Avanti.
Eccola qua, questo è un po' quello che possiamo vedere. C'è l'Istituto Agosti, quindi tutta area pubblica, non so se riesci a zoomare, ma poi andremo con i piani di settore. Purtroppo il piano regolatore ha delle tavole e le zone più importanti capitano tra due tavole diverse. Quindi, ecco, vedete qui sarebbe il Ponte Serelievo che viene fatto. Qui c'era una strada con la galleria che hanno fatto, questa l'hanno fatta, ahimè, l'hanno fatta fino a un certo punto perché poi si sono persi e lo vedremo poi quando parleremo del piano della viabilità. Vai avanti, veloce. Poi subito sul piano, eccolo qua, si vede un po' tutto. Vuoi zoomare qui? Se ce la fai? Lo stadio è dove è adesso? Siamo nel 1975. Non è cambiato niente rispetto ai progetti successivi. Vi chiedo perché abbiamo speso tanti soldi, no? Però insomma, vedete, eccolo qua, lo conoscete bene, no? La strada è la stessa, qui c'è lo stadio, qui hanno messo i soliti retini, prima non c'era niente, adesso hanno messo una sigla B, vuol dire alta edificazione, no? Quindi volumi consistenti. Nella zona industriale lì invece c'è stato lo scempio, perché mancando le strade, mancando la pianificazione, i capannoni, voi lo sapete, sono messi in posizione così casuale. Meno male che siamo riusciti a fare quella strada che parte prima di Cusie e poi si ferma qualche chilometro più avanti, ma almeno è uno sdoppiamento di via Vittorio Veneto. Peccato che si fermi a quella rotatoria senza proseguire verso la... ma non può, perché hanno costruito dappertutto e quindi la strada arriva alla rotatoria, da una parte va il sottopasso ferroviario, dall'altra parte torna indietro, va a incasinare la rotatoria di Novarese. Okay? Anziché procedere, ma non lo possono fare perché onestamente ci sono case dappertutto, è stato costruito male e quindi adesso ne paghiamo le conseguenze. Voi dite, ma non c'è una soluzione? Certo che c'è, basta pensarci un attimo, avanti. Vai pure su quello. È finito. Non c'hai quello del 96. 96. Sì. Allora, il piano fatto, mi sembra che abbiamo speso 1 milione di analisi, una grande analisi e anche delle proposte progettuali di dettaglio. Una di queste si riferisce a Borgopra, vedete che hanno fatto anche gli alberelli, sostanzialmente hanno fatto la piazza. Io provieni allievi, abbiamo fatto la stessa cosa, allievi dell'INPI, no? E abbiamo proposto un parcheggio di 2 piani sotto la piazza per togliere il caos che c'è adesso e ci sarà sempre di più. L'abbiamo presentato ai cittadini del borgo, è stato apprezzato, lo abbiamo donato al comune di Belluno, ma ovviamente il comune di Belluno di queste cose non se ne fa niente. Non è perché sia stato fatto da ragazzi non lo dovete apprezzare, perché dietro quei ragazzi c'erano degli ingegneri, dei tecnici che hanno aiutato e hanno conformato questa soluzione, che era una soluzione molto funzionale per rivitalizzare questo borgo. Quindi si sono persi nel fare i piccoli presenti di verde, il ponte, hanno fatto la copertura del ponte, no? Una cosa veramente una cosa assurda. Vai avanti. Qui vedete, rimane come vedete adesso, come c'è adesso, non c'è un'innovazione per la viabilità, il casino rimane sempre, la strada che già conoscete,
ne ho inventato uno di nuovo, vabbè, c'era già nel piano. Qui alcuni dettagli di come fare, piantare gli alberi, fare cose di questo genere. Questa non è pianificazione, perché la pianificazione è poi un'altra. Vuol dire risolvere i problemi della viabilità innanzitutto, per non crearci tutti i problemi che sappiamo. Quindi andiamo via veloci, perché non meritano considerazioni, sì, vedete tutti i dettagli. Ah, ecco, questa è la soluzione della copertura del ponte. Vi vorrei far vedere com'era il ponte di pietra, se mi permettete adesso. Abbandoniamo questa pianificazione. Riesci a trovarmi i ponti? Ponti del 1800 sul primo. Ponti del 1800 ecco, vai. Alcune immagini che ritraggono il ponte. Vai via veloce. Vedete che il ponte diventa, ma è stato raffigurato in maniera anomala. Le volte c'è un arco, le volte ci sono 3 archi, le volte c'è una cambiata. Vabbè, andiamo avanti velocemente. Che anni parli? Che anni Questa della copertura? no, fortunatamente non l'hanno fatto. Voglio dire, guardate questa immagine pittorica, ovviamente. Questo è il ponte, che tutto sommato il primo ponte, quello che io ho chiamato romano, perché la struttura del ponte l'ho paragonata a quella che si trova ancora adesso a Padova, in via dei Ponti Romani, sottoterra. Potete accedere con un cancello chiedendo per piacere, che sono andato lì a vedere la costruzione, è uguale, identica a quella che c'era qua. Vedete però che questo alveo dell'arco, qui vedendo giù, ha un tappo, giusto? Qui non passa tanta acqua. Andiamo avanti ancora. Qui è un'altra più fedele ricostruzione, incisione. Siamo ai primi dell'Ottocento. Vedete che c'è il ponte, non ci sono gli argini, c'è questo passaggio che l'hanno fatto perché, siccome ogni tanto l'ardo veniva giù un po' cattivo, hanno detto qua se non facciamo qualche altro sfogo va a finire che ci porta via tutto, eccetera, eccetera. E così hanno fatto. Questa cosa poi la vedrete. Questa è la via di Rizzola, questa è la chiesa di San Biagio, sì, una delle prime chiese di Belluno, che testimonia che di là passava la strada romana. Oh. Qui lo vedete un po'. Questa casa qua, irriconoscibile, era quella che ho cercato di mettere a posto in questa parte, poi così. Questa purtroppo è andata persa perché qui c'è il bar. Qui vedete c'è il vecchio ponte di pietra e questo era quello sfogo da cui passava la roggia che aiutava appunto a smaltire. Questa è la roggia che non passava da queste parti, ma attraversava, qui l'hanno già fatto attraversare il lago per andare dall'altra parte dove c'è un'altra conceria, la conceria Cracker, mi ricordo. E due hanno fatto una casa popolare. Andiamo avanti. Questa l'avete già vista, vedete che c'è un altro ponte. Vediamo se ci sono altre immagini. Allora dovreste fare vedere il ponte con il ponte con immagini così. Sì, vediamo. Da così facciamo. Ecco, questa, vedete che qui ci sono 2 case in più. Questa che poi è stata sopraelevata e questo era il mulino.
La vecchia roggia passava dentro qua, vedete poi veniva scaricata. Diciamo che col passare degli anni siamo, vai avanti ancora, un'altra immagine. Questo è un intervento fatto alla fine dell'Ottocento per uno dei soliti problemi di questo ponte. Arrivava giù largo, carico di legname, di corrente, e si portava via, adesso lo vedrete, una parte dello stesso. Autunno 1889. Sì, va bene? Guardate questa ricostruzione. La casetta che vi dicevo prima, Zampieri, è un mulino. Il piano regolatore lo indica qua, invece la roggia era qua e io l'ho trovata, è qui così. Vedete casa di Poloni, Bandella, e sopra la sede attuale dei maestri di sci è la, forse riesci a guardare dall'altra parte, non si vede, vai avanti, sì, ma forse c'è un'altra. Vediamo, ecco, vedete la roggia passava via, entrava, eccolo qua, Scorzeria Poloni Bandera. È la casa dove adesso, prima c'era la sala di Luca, okay? Quindi non facevano le armi, ma era una scorzeria con l'acqua che gli entrava dentro. Avanti veloce, poi ci saranno altre immagini, avanti, vedete, eccola qua. Questo è il prospetto a monte, quello che è stato in parte compromesso dalla corrente del lago. Questa è la parte che vi dicevo, sono conci in arenaria. L'interno era fatto ovviamente come si usava, mettendo dei conci di pietra dolce talmente squadrata. Qui il legante c'era poco. È chiaro che la sezione idraulica atta al passaggio dell'acqua è piuttosto ridotta. Quando farò il libro vedrete che questa quota adesso è molto più in basso, perché il torrente Argo ha mangiato come tutti i torrenti, quindi fortunatamente la sezione idraulica un tempo piuttosto limitata, ecco perché si chiamava ponte di paglia, perché me, poveraccio, ogni volta che viene su un po' di acqua ci portava via un po' di queste pietre, ok? Vabbè, come anche dal punto di vista grafico, facevano pochi disegni, non li facevano belli onestamente. Questo è il progetto era questo, basta, non c'è l'altro, però sono piacevoli alla vista. Vai al 1900, dopodiché questo viene demolito. 60. No, questo è il 1908. Questo purtroppo è il... Allora, queste erano due soluzioni, con una pila centrale che è stata tolta, vai avanti. Guardate cosa ha fatto Lardo negli anni, prima degli anni 50. Questo è il bar e qui ha sventrato questa casa. Quindi fortunatamente alluvioni così adesso non ci sono più. Perché questo? Perché a monte il bosco si è ripreso gran parte del suo territorio. Adesso non so come sia finito, ma comunque questo vedete i risultati. Questo è il ponte del 1906, demolito nel 1906. Vai avanti? Eccolo qua. Vedete che assomiglia a quello della Vittoria. L'arcata, i finestrini intermedi, non c'era dove si lavava la roba. Sì, c'è il lavatoio qua. Vedete le fotografie sono le originali dell'epoca. Quando si passava di qua e si andava a scuola mi ricordo che c'era freddo, perché c'era sempre da Per dire la graffa al bar prima del passare. Sì.
Vabbè, questa è la distinta, non mi sono accorto, la sezione del ponte. Qui lo vedete com'era, in piccolo rispetto al ponte della Vittoria, però la caratteristica è questa. Avanti. Poi lo vedete anche queste robe, vedete qui i ferri non ho visto. E quindi il problema è che poi questo ha creato fredde, però aveva ancora delle dimensioni contenute. Diciamo che la carreggiata era circa sui 5 metri, ok? Era stata rispettosa anche di quello che c'era prima. Quello che hanno costruito negli anni 60, ovviamente è tutta un'altra cosa, e si vede avanti. Adesso è pure nel 1960. Eccolo qua. Hanno tolto la roggia. Io ho una bella fotografia che qui colava l'acqua e d'inverno si formavano le cascate di ghiaccio che noi chiamavamo ghiaccioli. Questo è lo stato attuale, questa è quel sentiero che potrebbero mettere a posto per collegare il Foro al borgo. Questo era il vecchio lavatorio abbandonato, qualcuno adesso l'ha messo un po' in ordine, ma questa è la realtà. Avanti. Va bene. Io adesso andrei, se non siete stanchi, a parlare della cosa più importante, il piano del traffico. Perché dovrebbe esserci una cartella apposta. Scusa, quando si andava alle superiori negli anni 60, c'erano le scalette o non c'erano? Mi pare che non ci fossero ancora le scalette. Le scalette c'erano già. Le scalette c'erano già. Non trattate meglio di adesso, comunque c'erano. Però era quella la via dalla quale si scendeva. Come strada romana e l'altra è via di Vizzola, quella di là. Il piano del traffico. Il piano del traffico. Sì. Io andrei su una è difficile da caricare. Allora, provo a vedere quella. Però sì, diciamo, adesso qua viene il treno purtroppo. Voi vedete indicate con una diversa captura le strade come sono adesso. Non c'è niente di nuovo, no? Se no dei colori che sono stati messi. Andiamo avanti. Altra tavola. Un dettaglio, vabbè. Avanti ancora. E qui cominciamo i problemi. Se andate sulle leggende, sulla leggenda che c'è qui, incidenti con feriti. Allora hanno fatto anche questa ricerca. Guardate la mitica strada che ci interessa, dove verrà allocato il nuovo supermercato. Guardate qua. Direi che come concentrazione di incidenti non è male, giusto? È di gran lunga la situazione peggiore, penso, nella provincia di Belluno. Ma ovviamente questa è una strada che dovrebbe essere una strada di transito, una strada di quartiere, una strada locale. Il tutto su, facciamo 4-8 metri di larghezza, diciamo così. Vai avanti. Quindi già questo è una persona potrebbe già far capire che c'è qualcosa che non fa. Altre casistiche di incidenti. Vedete, pedoni vestiti.
Ma è anche logico che ci troviamo in questa situazione, perché ve l'ho detto prima, poi loro hanno fatto una classificazione della fase concettuale, vai avanti veloce. Scusi, ma di che anni sono queste? Recente, cosa È stato approvato, adottato nel 2023. E quindi l'hanno fatto negli anni del 2020-2021 per un costo meglio non dirlo. Però è stato adottato e non approvato. Adottato ma non approvato, anche perché si approvano cose di questo genere devono realizzare come cosa. Sì, questo 90.000 euro. È stato un po' però per analisi vai via con gli incidenti. No, ma l'analisi degli incidenti, cioè quando sono stati rilevati questi incidenti? Ci sono, non è che si sono messi là, lì, ci sono dai vigili urbani, penso anche dalla polizia stradale, eccetera, c'è un archivio che riporta ovviamente tutte queste cose, quindi loro l'hanno elaborate, graficamente le hanno rappresentate per far capire, anche se non ce n'era bisogno, la gravità, diciamo, critica, la criticità di una situazione che noi tutti conosciamo. Avanti. Ecco, qui hanno capito che ci sono delle zone in cui bisogna intervenire, ok? E hanno fatto dei dettagli. Vai ancora avanti. Ecco, qui cominciamo a vedere delle proposte. Quello mi sembra tratteggiato, la viabilità, diciamo così, principale, ma siamo ancora sullo stato di fatto. Vai avanti ancora. Vediamo se arriviamo La rete ciclabile. la rete ciclabile. Allora, non so se si legge, io non riesco a leggere qui come è scritto. Strade di quartiere esistenti in corso di realizzazione, eccetera. Classificazione delle strade, qui cosa leggete? Viabilità principale. Viabilità principale, viabilità di quartiere e viabilità locale. Allora, qualsiasi tecnico urbanista che se ne intende di pianificazione e progettazione dei nuovi insediamenti non si limita a questa classifica, ma ne aggiungono minimo altre 2 se non 3. La prima, il traffico di transito, è quello che viene da Cadola e deve andare a Sciare. Ok? Deve andare nella Cordillo, deve andare a Feltre. Questo non deve passare, ma non gliene frega niente di passare per la città, giusto? Perché vorrebbe passare per una strada che passa, taglia fuori tutto l'insediamento. Questo era stato previsto, pensate, dopo il Vajont, ve l'ho già detto, nel cosiddetto piano Samonà. Perché il piano Samonà è stato fatto da signori professionisti, signori veramente conoscitori delle problematiche, che hanno individuato in una superstrada che da Cadola arrivava al MAS, quindi portava fuori dalla città tutto il traffico di transito. Via. Voi sapete che il sabato io mi caro Veneto, l'inverno è praticamente al traffico normale, che già è caotico, ci sono quelli della gente che ha fatto il fine settimana, il cargo, e quindi un casino fino alle 3 del pomeriggio è praticamente impossibile. Si preferisce andare per via per Nogaret, creando problemi da altre parti, piuttosto di fare per non parlare poi da domenica sera e tante altre cose. Va bene. Quindi la viabilità di transito, no, provo ad andare avanti, vediamo se è prevista. L'ultima. No, dopo indietro forse dovrebbe essere il numero della tavola 8. Cioè abbiamo speso tutti questi soldi
per non indicare gli interventi veri e propri. Perché? Perché gli interventi non sono facilmente realizzabili. Allora, il traffico in transito è pensato? Sì, c'è già un progetto che porterebbe fuori la viabilità oltre, diciamo, Cucciolò, per capirci. Però c'è un problema, che ci sono le torbiere di Antole, che la sovrintendenza ha vincolato, quindi da qualche parte di là dobbiamo passare. Ma lo devono fare adesso, capite? Perché se no, tra realizzare, indicarlo sul piano, attenzione, programmare gli investimenti, fare il progetto, realizzare l'opera, sapete di quanti anni si spendono in Italia? Dei 10-20. Per cui noi per tutti questi anni saremo così. Dovresti trovare questa tavola, la definizione, qui ci sono sbizzarriti nel sistemare alcuni nodi, cioè per fare un po' di canalizzazione di più in meno, ma così non si risolve il problema, capite? Se non si porta fuori il traffico. Questo progetto dove sarebbe? Quello che hai visto prima è una ricordatoria iscritto anche da... Questa è quella di mio corso. Dietro me Sara, così che di foto. Va bene, fanno la solita canalizzazione. Vai avanti veloce? Sì, qua. Via Feltre, perché il posto la via, ma dovresti ancora trovare una tavola in cui c'è l'indicazione del traffico, è quello che volevo far vedere e concludere. No, è una tavola. Prova a vedere forse la prima. Guardate un attimo. Sì, è questa. Adesso non vedete, io mi sono messo a ridere adesso non piangere. Allora, avete visto prima che via Vittorio Veneto ha delle criticità? Perché, lo ripeto, è una strada di transito, di quartiere, poi ci sarebbe quella di arroccamento, va bene, e locale. Queste categorie di strade devono avere delle caratteristiche geometriche di un certo tipo che via Vittorio Veneto non ha. Allora, siccome c'è la criticità, sapete cosa pensano di fare? Vedete questo colore qua? Allora loro hanno innalzato la categoria di strada da strada locale a strada di quartiere. Come? Impedendo la svolta a sinistra. Semplice, no? Ok, guardate, io non vi racconto troppo, vai a vedere la leggenda qui e vedrai che c'è tratto con introduzione di divieto di svolta a sinistra. Così hanno risolto i nostri problemi del traffico. Perfetto? Poi vedete altre soluzioni. Queste qui finalmente hanno pensato di portare il traffico di Castione, anziché fargli fare tutto quel giro che sapete, venire giù dritti e arrivare alla rotatoria fuori dalla galleria. Immaginate la mattina il traffico che arriva giù secco, quelli che entrano secchi dalla galleria, ci potrebbero insorgere dei problemi, però fare quella strada che accorcia il tragitto di quelli di Castione, anziché fare tutto il giro, vengono giù dritti, quindi riducono di importanza la realizzazione dell'altro ponte, il ponte Pagli. Okay? Andiamo avanti, lasciamo perdere le piste ciclabili che non ci interessa niente. Zoom, ecco, vedete, queste sono le strade che dovrebbero portare
il traffico in transito all'esterno dell'insediamento abitato. Vuol dire fare un altro ponte sul viale, zoom qui, avanti, eccolo qui, un altro ponte, no scusate, 2 ponti sul viale. Che solo pensare trovare il finanziamento, avevano fatto uno, l'hanno fatto un po' rivoluzionario, architettonicamente bello, e i soldi praticamente non ci sono più e quindi chissà che ci faremo il Ponte Bagni. Vedete che la soluzione teorica l'hanno fatta. Nel centro città non hanno risolto lo scoppiamento di via Vittorio Veneto, non hanno risolto nemmeno il problema di congiungere la popolazione che deve recarsi alla Venezia da altre parti per le attività produttive che lì ci sono insediate e che voi sapete ci creano tutti i problemi, a parte i supermercati che noi sappiamo. Ok, quindi deve essere fatto qualcosa che va a sdoppiare l'asse di via Vittorio Veneto, che in parte c'è, giusto? L'altro si ferma alla rotatoria, adesso comincia a essere utilizzata quella strada interna, che non è una strada interna, però ahimè da una parte non si sa dove arriva, dall'altra parte arriva sulla rotatoria che ti porta o a Cavazzano oppure ancora dove c'è la rotatoria di Nogarello. La soluzione è quella di andare a procedere, ma procedere come? Se ci sono i La galleria. L'unica soluzione possibile che fare in giro per il mondo, entri in galleria così non rompi le scatole di nessuno, non fai gli espropri, non fai niente e già risparmi e vai dove devi andare, ok? Oltretutto ti abbassi di quota e puoi superare l'arco con un ponte meno impegnativo come luce, eccetera, eccetera. Avevo proposto ancora anni fa, ma non sono stato, ahimè, ascoltato, avevo proposto sulla mia tesi ancora, ahimè, aspettate che c'è il calcolo. Sono giusti così. Scusi. Una manina 50. Ma la galleria da che parte la farebbe partire? Non ho capito. Appena dopo la rotatoria, perché lì è pieno di lì non passi. Puoi andare avanti ancora forse 5 metri, però poi ci sono case dappertutto. Sì, e riuscirete a fare si potrebbe fare una galleria. È come fanno dalle altre parti. Usa il microfono. Quello dalle altre parti hanno il coraggio di fare così. Creare una nuova, allora urbanisticamente parlando, tu la dovresti mettere in questo strumento qua, nel PRG, anzi adesso si chiama in un'altra maniera. Quando tu indichi, ci metti quell'R-tino che indica strada, quella strada teoricamente è soggetta a esproprio. Allora, la strada dovrebbe essere larga non meno di, diciamo, facciamo, non dico 4 corsie, ma 2 belle corsie larghe con la pista ciclabile, eccetera, non in galleria perché non si può. Comunque, diciamo, 8-10 metri, allora voi moltiplicate i 10 metri per tutta la lunghezza e vedete che al metro quadro quella zona là ha una, diciamo, un'incidenza economica che siamo sui 300 euro al metro quadro. Quindi i soldi, buona parte dei soldi voi li spendete negli espropri. Facendo una galleria avete un costo, però è l'unica soluzione, perché l'hanno provata. Allora, lungo il Piave la sovrintendenza ha bocciato perché ci sono i fontane nuove. A monte la sovrintendenza ha bocciato perché c'è un impatto ambientale, quindi a monte non si passa. Sul Piave non si passa, qualcuno aveva cercato il pubblico, posso fare un amico no, di inventarsi una via di mezzo che da Punta Lanta entrava in galleria e veniva fuori a Nogarello, passava sotto le case quando si sapeva come veniva, però poteva essere anche una soluzione, ma però era, ahimè, una tortuosità, una cosa, per cui chiuso. Adesso rimane solo questa, che noi dobbiamo fare qualcosa. Qualcuno ha detto, ma facendo la Catola Mas qualcosa porta fuori, sì è vero, però se tu non vai a raddoppiare via Vittorio Veneto, verrà sempre un caos, perché di là c'è
c'è la popolazione, c'è l'attività commerciale, l'attività produttiva, non è cosa da poco, si può anche sviluppare quell'attività là, quindi aumenterà il traffico, i supermercati aumenteranno ancora di più. Allora cosa facciamo? Vietato la svolta a sinistra? Potremmo fare anche delle piste ciclabili serie, ma le piste ciclabili, io vado in bicicletta, no? Posso dire che le piste ciclabili da noi è fatta da persone che non vanno in bicicletta, ok? Perché diventano più pericolose le piste ciclabili che le piste normali, infatti i ciclisti che sanno andare non vanno per le piste ciclabili. Allora, io volevo solo arrivare a concludere così. Noi ci troviamo in questa situazione. La viabilità non si risolverà per i prossimi 20 anni. Ci teniamo quello che abbiamo, cerchiamo di impedire di fare altre fesserie. Localizzano altri supermercati in quella via che voi avete visto essere una via critica. Non possono, adesso non so gli affetti cosa faranno, cercheranno di fare quello che possono, hanno tirato giù gli altri, mamma mia ragazzi, ma bisogna fare la pista ciclabile, bisogna fare i marciapiedi, e quindi quello è lo spazio, perché non si può fare, bisogna fare anche i parcheggi per le attività insediate, non è semplice, è una strada locale, è una strada che serve ai frontisti, non può servire a una strada di quartiere portare il traffico da Feltre a Ponte nelle Alpi, che anche lì c'è tutto da dire. Okay? Guardate, io finisco con questo che mi sono già rotto il fegato quando ho visto questa cosa qua. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che non Bene, io volevo ringraziarvi per essere qua, ringrazio Francesco e Paolo per questa discussione. Se ci sono domande io vi invito a farle oppure concludiamo qui. Non ho fatto vedere ad esempio le fonti di Borgofranco perché si può intervenire una volta era chiamato così prima volta riuscirò a scrivere questo libro benedetto e chissà che sia d'aiuto se non altro a far capire alle persone che abbiamo un patrimonio che è quello di quartiere Carbone, abbiamo un'edilizia minore anche a Novello che è stata distrutta e così tanti altri borghi, invece noi dovremmo essere orgogliosi della vecchia edilizia del passato e fare un po' più attenzione in mezzo alla porta con interventi intelligenti, anche perché la popolazione è diminuita allora. No, però hanno fatto lo scuola che vicino Comunque concludiamo qui, io vi ringrazio anche per Michele per l'ospitalità e spero di vedervi alla prossima. Grazie.